Politano! Non ci credo! L'ha fatto! L'ha fatto Nolan! Niente da maglia! Niente da maglia che se è fuori gioco viene ammonito senza niente! Dai amici bellini! Che poi la formazione... no, non dai! Che stavo a aspettare? 3 ore qua! Vabbè, voglio capire se è un 4-3-3 più puro con Spinazzola proprio ala sinistra, vediamo. Non gioca Ngong, hanno messo Che Adams. C'è Adams. Però la notizia è Milinkovic-Savic. Quella è la notizia, che non si alternano. È lui che parte titolare praticamente. Dai, vai Neres, dai, divertiamoci. Male di Lorenzo, dai, sveglia. Sveglia. Bravo Spina. Sentite Spina largo proprio per avere quell'ampiezza che se no non lo è. Vai vedi, bravo. Esatto. Neres. No. Vai Neres. Oh. Niente di meno, cartellino giallo. Madonna mia, veramente il primo intervento, primo fallo, cartellino giallo. Madonna mia, è un intervento pulito sul pallone, ma non scherziamo. Madonna mia. No, è una schifezza. Questa è proprio una schifezza, perché si possono discutere i rigori. Questa è proprio una schifezza proprio di regolamento. Non è possibile. Oh, fallo su Spina. E questo non lo chiama. No, ma poi la pazienza, ha detto coach, ci vuole pazienza anche in questi casi qua. Bravo Neres, vattene. Bella palla Gilmour, vai Neres. Era fallo di Gilmour qua. Attenzione a Vlasic. Attenzione a Vlasic. Il palo. Simeone in mezzo al campo ha fatto quello che voleva lui. Mamma mia, ci aiuta buono. Palo interno fuori, ci aiuta proprio buono. C'è Perrone che ha detto che De Bruyne potrebbe segnare su calcio di punizioni. Io sto ricondividendo sui mini social perché ne sto vedendo parecchie di cose. Certo, si urla forte. Vin! L'ha spillato! Ma quasi spillata. Cioè l'ha spillata però. Signor arbitro, sta diventando ridicolo tutto ciò, Mamma mia, Gilmour un po' rischioso qua, Occhio. Vai Luke! Un poco lungo. Però Luke ce l'ha ruota a Gilmour. Eccolo De Bruyne! Mannaggia! Deviatissimo! Questa entrava, Ale. Bravo Luca, dai. Che controllaccio. Vai, è caduta bene. Vai, mettila. Ecco! No, Olivera! Il piedino. Perché contro di noi segnano col colpo di tacco? È andato a vuoto beh, che me Vania che vanno a vuotaccio. Non mi sta piacendo. Si può dire. Certo che si può. La reaction è così, è sanguigna, è la realtà delle sensazioni. Poi dopo l'analisi. Ma qua Olivera? Ma questo entra negli XG perché non è possibile. Bello che sia arrivato lì, ecco, che come posizione. Se Di Lorenzo ci avesse creduto un po' di più. Non ci posso credere. No, vabbè, Simeone, ma fai bene, bravo, cioè. E si mette le mani nei capelli, ma per forza. Bravo. Cioè, proprio non voleva segnare, ha aspettato, chiudetemi, toglietemi il pallone. Bravo. Polli noi, l'abbiamo data noi. Guardala, proprio si dispiace proprio. È incredibile. Non si è mai visto un dispiacere del genere. In casa sua, perché adesso sta col Toro. Guarda, qua non voleva tirare, proprio aspettate proprio. Guarda, ci sono degli uomini che restano nella storia delle squadre più di certi calciatori più forti. Questo è uno di questi, l'ho postato nel canale Telegram che trovate in descrizione.
l'intervista lunghissima, parla solo del Napoli, è innamorato di Napoli, ha pianto per 4 ore e mezza. Nel mio sogno segnava Ngong e Simeone si disperava. Ngong esultava perché Ngong e Simeone si sarebbe disperato al gol del Torino e ha segnato lui e si dispera di più. Se oggi non segna Lucca vi rendete conto, no, di cosa si dirà. Tu te li va a Simeone, tu te li va a Simeone, ma non c'è dubbio. Simeone un assist al bacio. Meno male Vania Milinkovic perché mamma mia Pedersen. Sveglia perché questo è il turno di campionato dove devi approfittare, ci sono tutti gli scontri diretti. Che volevo fare? Perché ma occio! Lo dovevo mettere a Simeone. Ho messo Berardi sul Fantalab, una partitaccia Lecce Sassuolo, pensavo, invece ha pigliato pure l'ammonizione. Fallo di De Bruyne, si sta cominciando a intasare De Bruyne. Gilmour non è Lobotka. Abbiate pazienza. E non è manco quell'errore là, è proprio una questione di ritmo, di scan. Poi lui ha questi lanci che sono interessanti, però come proprio metronomità non è molto sottovalutato quello che fa Lobotka coi tempi che fa Lobotka. Molto. Beukema! Vai Gilmour, vai, mettila bene, bello. Lucca! Ha toccato il portiere, l'ha toccata con la manina, niente angolo, non mi scrive niente. Patrick, magari. Vai Neres col destro, adorabile. Zambone. Vabbè, c'è nessun fuorigioco. Bella palla di Gilmour, vai Spina. Te lo sei fatto. No, non ci posso credere. Di Lore. Bravo Lucca. Dai, fallo, dai, sfruttiamo. Proprio si sa perché stu fallo non è giallo e chi le guange. Vabbè, piccionate a parte, vediamo di sfruttare. Neres, dai, abbassa quel mediocre. Primo tempo mediocre del Napoli, il Torino ha preso pure il palo. Meritano di stare in vantaggio. Mi dispiace, vediamo di entrare con un altro piglio in campo. Le sostituzioni, tutto quello che volete voi, perché l'11 iniziale non mi interessa, ma poi dopo bisogna dare una marcia in più. Come no, sarà sicuramente una bella sfida. Perché sono tutto rosso? Non è. Aggiustiamo. Sto tutto dai. Vai Kevin! Lo schema con De Bruyne che non mi scrivo niente, non mi posso scrivere niente. E adesso si giocherà 15 minuti totali effettivi. Ammonito, non si dà il calcio d'angolo. Come funziona la regola degli 8 secondi? Solo quando la palla è in gioco? Gilmour, io ti voglio un bene dell'anima. Shea Adams. Non può essere proprio. Bel corner. Casadeo. Se su queste palle qua Lucca non si fa valere, non ha senso di averlo. Poi uno diventa cattivo, tranciante, questo serve l'analisi a freddo. Però Simeone è diventato Cristiano Ronaldo, ma il Cristiano Ronaldo dell'epoca. No, Lucca! Spina in zona pista. Spina, no, però non dirà sempre. Dai Spina. Simeone sorride quando la tira altissima in modo tale che non ci crea un problema. Meno male che non mi è riuscita la quagliarellata. Dai Neres, dai! Mannaggia! Il Torino ha la peggiore classifica della difesa, cioè ha subito 13 gol in 6 partite. No, Anghissa! Goppa traversa. Alza la palla, Neres, alzala! Bravo Spina! No, ha toccato il pallone. No, ma ci meritiamo tutte le piccionaie. Esce Simeone, Gong no, per favore. Perché poi diventa difficile. Subito dentro Elmas e Buongiorno, proprio per una questione a quel punto di ex. Vediamo che succede, perché poi dai, Lang e Buongiorno. Bene.
Dai Noah, ti prego. Mi alzo la sedia. Dai. Seconda volta che lascia Di Lorenzo proprio sul posto lo lascia. Neres. Signor Piccione, ti prego, dai, se ti ci metti pure tu. Bravo Beuke. Vai Noah. Bravo De Bruyne. Ecco la zona De Bruyne. Pensavo a quel cross classico. Bravo Neres, dai. Ah! Tamez è diventato Thuram. Ma Lilian Thuram. C'è Adams. No, ma hanno fatto molti più tiri in porta di noi. Bravo Lang, vai De Bruyne. Eccolo. Fammi capire, se ha preso la palla niente da dire. È il portiere che esce così. Sì, ha preso la palla prima, quindi niente, non perdete tempo. Ha preso il pugno in testa, è giusto che si è fatto male, ma non perdete tempo. Neres benino, ma non soddisfacente. Se Politano all'impatto anche da infortunato, vediamo. Forza Ambrosino. Anghissà! Ci ho provato, ho fatto segnare 2 gol Anghissà nella simulazione. Spina con l'esterno, Modric. De Bruyne. Era bellissimo. Kevin. No. Anghissà. Falle. Dai now. Buono. Non era male. Anghissà. Vabbè. Mancano 10 minuti. Dai Matteo, colpisci una mano. Oh! Farò Spina, stai facendo. Vai Ambrosino. Voglio, la palla non è uscita. La palla deve uscire tutta quando stai sul fallo del laterale. Dai. Troppo sul portiere. Ma si vedeva da quando carichi il cross. Si vede quando una palla è solo morbida, che non serve a niente. Eccolo Elmas. Di Lorenzo, stanno proprio fuori fase, fuori forma. In troppi. Spina! Vabbè. Itano! Non ci credo! L'ha fatto Nolan! Niente da maglia che si è fuori gioco, viene ammonito senza niente. Fatemi capire perché impazzisco completamente. Ammonito, giusto. Da lui non mi aspetto niente di diverso. Politano, quindi palo di Polipalo. Pure sfortunato un'altra volta. Sulla schiena, sul culo di Israele. L'algoritmo chissà che pensa che sto parlando. Oh no, il check in progress. La tragedia. Allora deve andare così. Guagliù, sarebbe stata una sconfitta. Anche il pareggio non ci avrebbe soddisfatto. Era giusto per muovere la classifica, per dire che non abbiamo. Questa è una partita che va presa per quella che è. Brutta partita. E se il primo tempo era stato mediocre, per me il secondo tempo è peggio. Simeone sta tutto pigliato a collera, che è fuori gioco. E l'uomo microfono ha messo perché non c'è bisogno. Possiamo togliere l'audio perché non c'è live, non c'è niente. E questo è il commento a caldo che dopo quell'illusione del pareggio di Lang.